Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, bentornati. Sono sempre io, Angelica, e oggi vi do il benvenuto in questo nuovo video che ci apre le porte di settembre, insomma. Spero abbiate passato tutti una bella estate e proprio in ricordo di questa bellissima stagione ho pensato di leggervi una filastrocca che si intitola appunto Madama Estate. Madame Estate gira per il mondo e ritorna una volta all'anno, dopo aver percorso il mappamondo per festeggiare il suo compleanno. Sulla testa ha un cappello color del cielo, a punta come quello di una fata. Indossa un abito leggero come un velo, fatto di sole e di sabbia dorata. Quando lei viene, io sono contento e ho sempre tanta voglia di giocare. Nuoto nell'acqua, corro come il vento e gioco con la sabbia in riva al mare. Madame Estate gira per il mondo e ritorna una volta all'anno, dopo aver percorso il mappamondo per festeggiare il suo compleanno. A me è piaciuta molto e quindi volevo proporvela. Spero piaccia anche a voi. Dopo questa bella filastrocca ho pensato di leggervi un'altra bella storiella dedicata al mio fiore preferito. Si intitola La leggenda del girasole. Un giorno, in un grande giardino in mezzo a tanti fiori colorati, era nato un fiore davvero strano, brutto e storto. Tutti gli altri fiori dicevano che era il più brutto fiore fra tutti e nessuno voleva stargli vicino. Il povero fiore, triste e solo, soffriva, ma non si lamentava mai. Trascorreva le sue giornate a guardare il sole nel cielo. Gli piaceva così tanto il sole che, per cercare di avvicinarsi a lui, si era allungato molto. Quando il sole si spostava, anche il fiore lo seguiva, girando la sua corolla. Un giorno il sole si accorse di quel fiore, solo e triste, che lo guardava sempre. Decise di conoscerlo e gli si avvicinò. Dopo aver ascoltato la triste storia del fiore, il sole decise di aiutarlo e con i suoi raggi splendenti abbracciò il fiore, che si accese subito di un bel giallo vivo e sembrava essere quasi d'oro. Da quel giorno, allora, il fiore diventò il più alto e il più bel fiore fra tutti quelli del giardino. Diventati amici, il sole decise che meritava un nome speciale e così da quel giorno venne chiamato Girasole. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!